Allora, eccoci qua, rientrati in studio. Allora, possiamo ripartire con un altro contributo, Armando. Allora, vediamo un altro contributo per capire meglio chi è la figura di Khrushchev e come si comporterà in occasione appunto del congresso. È un contributo abbastanza esaustivo, quindi con un po' di pazienza e poi lo commenteremo. Furono gli americani a chiamarlo Mr. Kukuruza, cioè il Gran Turco, o mais in lingua russa, la pianta che lo aveva colpito col vigore di un'illuminazione. Una pianta di alto fusto che voleva dire più mangime per il bestiame e di conseguenza più prodotti di largo consumo per la gente. Nikita Khrushchev conquistò l'America e ne rimase affascinato. Andò anche a Hollywood, la mecca del cinema, insieme con la moglie Nina. Hollywood, dove lo accolse una sorridente Marilyn Monroe nel pieno della sua bellezza. E Shirley MacLaine, che gli fece da guida su un set cinematografico. Gli incontri con Eisenhower, il presidente repubblicano, lo stratega del secondo conflitto mondiale, parvero segnare davvero la fine della guerra fredda. Tante cose sembravano dimenticate, anche il passato di Nikita Khrushchev. Aveva frequentato a Mosca la stessa università operaia della moglie di Stalin, Nadezhda, poi morta suicida. Ed era stata lei a presentare al marito questo giovanotto che prometteva bene. Una tappa importante della sua carriera fu l'aver sovrinteso come funzionario del partito al riassetto urbanistico di Mosca e alla costruzione di una imponente rete metropolitana. Già allora, se vogliamo, si poteva capire come la pensava in fatto di benessere e di consumi. Noi bolscevichi siamo gente fatta così. Qualcuno dice abbiamo fatto molto e noi gli rispondiamo non basta, è ancora poco. Questo, compagni, non perché siamo gente strana, ma perché il potere sovietico, che è il potere degli operai e dei contadini, vuole conquistare e promette una vita più felice per tutti noi, per le generazioni presenti e per quelle a venire. Un fedelissimo di Stalin, rappresentante tipico di quella giovane leva di funzionari che aveva fatto carriera nel partito grazie a un drammatico ricambio del vertice, da cui erano spariti i vecchi compagni di Lenin, Trotsky fra questi. Per dare un'idea dell'ampiezza delle purghe staliniane, ricorderemo il 17° congresso del febbraio 1934, che si meritò il nome di Congresso delle Fucilazioni, perché di 1225 delegati solo 117 si salvarono. Khrushchev fra questi ultimi. Fu amico di Yezhov, il capo della polizia politica, uno dei grandi epuratori del regime. Stava accanto a Stalin nel giorno della vittoria sui tedeschi. E fu tra coloro che portarono a spalla la bara del defunto dittatore. Il Khrushchev di sempre, che così aveva parlato di Stalin. Nessuno poteva immaginare quel che avrebbe detto in futuro, per esempio al 22° congresso del 1961. C'erano anche Togliatti e Nilde Iotti in sala. Difficile dire fino a che punto fossero convinti. Fu in quel 1961 che il corpo imbalsamato di Stalin venne tolto dal mausoleo della Piazza Rossa, dove riposava accanto al corpo di Lenin. Per Stalin una seconda morte. Per prendere il potere, Khrushchev aveva dovuto eliminare gli altri eredi del dittatore. Partendo da Beria, che venne arrestato, processato e fucilato come spia. Malenkov, Kaganovich, Molotov avevano avuto un destino meno drammatico. Spediti in pensione o in posti di nessun rilievo, come Molotov, che con Khrushchev finì quale ambasciatore in Mongolia. Per vincere, Khrushchev aveva potuto contare sull'appoggio dell'esercito, che aveva applaudito al processo di destalinizzazione anche nel ricordo della terribile purga del 1937, che aveva letteralmente decimato il corpo ufficiali. Gli aveva fatto da spalla il maresciallo Georgy Zhukov, il ministro della difesa, lo stratega brillante che aveva vinto la battaglia di Mosca e quella di Stalingrado, portando in seguito l'Armata Rossa fino a Berlino.
Solo che anche Khrushchev era figlio del sistema. Seppure aveva rinunciato, tolto il caso di Beria, a punire con la morte gli avversari politici, non per questo era disponibile a dividere il potere con altri. Chiuso i gulag e liberato i detenuti, quei condannati ai lavori forzati sulla base di sentenze sommarie, il più delle volte per crimini inesistenti, che erano morti a milioni di stenti e di fatica, mentre costruivano le opere del regime, i grandi canali, i bacini artificiali, così vasti da venir chiamati mari, e via via, nel ghiaccio delle regioni più impervie. Alla gente Nikita Khrushchev aveva promesso i consumi, una sua vecchia idea, e per questo, oltre al grano turco, era venuta la scoperta delle cosiddette terre vergini dell'Asia centrale sovietica. Quelle terre vergini che avevano consentito di allargare in maniera straordinaria l'area delle superfici coltivabili e dove non mancò l'entusiasmo dei pionieri, specie dei giovani, che erano partiti a centinaia di migliaia verso la nuova terra promessa. Terre vergini perché mai coltivate prima, ma dove per secoli si era depositato l'humus fertile sul terreno, e pertanto una specie di granaio potenziale che non era mai stato sfruttato in passato. Fu qui, nelle terre vergini, che parve doversi realizzare uno degli slogan preferiti di Khrushchev: raggiungeremo e supereremo l'America. In effetti, per alcuni anni i raccolti furono sorprendenti. Per la prima volta nella storia dell'Unione Sovietica eguagliarono quelli della Russia zarista. Con Stalin erano stati gli anni dell'acciaio. Con Khrushchev parve che dovessero aprirsi quelli dell'abbondanza. Non era un caso che ci tenesse a qualificarsi come un amico dei contadini, che con lui conquistarono finalmente la carta d'identità personale che gli era stata negata nei tempi staliniani, quando venivano sfruttati e vessati, in pratica mantenuti nella condizione di servi della gleba. E la gente cominciò a mangiare meglio, a vestirsi meglio, a vivere meglio, a leggere i giornali non più per trovarvi il resoconto di un processo politico, di una condanna, di una fucilazione. Nella storia del paese fu in assoluto un sovrano anomalo, che amava i bagni di folla e girava nelle più lontane province, spesso denunciando la stupidità e l'arroganza dei funzionari di partito, la loro radicata inefficienza. Moltissimo restava naturalmente da fare. Ed era con una certa aria di meravigliata sorpresa che lo stesso Khrushchev si rendeva conto di quanto fosse ancora arretrata la Russia eterna, soprattutto nelle campagne, dove mancava la cultura della produzione. E le case erano baracche di legno cadenti. Ma nemmeno questo intaccava il suo entusiasmo. Il volo di Yuri Gagarin nell'aprile del 1961 segnò per Khrushchev un momento di personale trionfo e di verifica dei suoi sogni. Per la prima volta un uomo si era levato nel cosmo, e quest'uomo era un cittadino sovietico. Chi poteva ormai sbarrargli la strada? Un primo stop venne da Oriente, dalla Cina, l'altro impero del comunismo al potere. Khrushchev ci andò, accolto da Mao con manifestazioni di contegnosa amicizia. Mao che aveva chiesto ai sovietici di aiutarlo a costruire l'atomica. E Khrushchev aveva risposto di no. In caso di bisogno ci penseremo noi a difendervi. La conseguenza fu una clamorosa rottura. La Cina era un paese arretrato dove tutto si faceva grazie alla fatica dell'uomo. Inoltre una Cina sulla cui pelle si erano tentati gli esperimenti più folli, come la caccia ai passeri, che pretese le energie di un intero paese. Il principio di questa incredibile guerra alla natura fu molto semplice. I passeri, per nutrirsi, beccavano il riso, il miglio e via via, e questo di anno in anno faceva calare i raccolti. Per i passeri non ci fu tregua o pietà, qui ne abbiamo la prova. E oltretutto non ci si rese conto che i passeri, pur sottraendo un po' di riso ai raccolti, facevano da spazzini delle campagne, mangiando gli insetti nocivi che l'anno seguente la fecero da padroni. E fu la carestia, una delle peggiori nella storia cinese, con milioni di morti per fame. Khrushchev, cioè l'uomo della distensione, della condanna dei delitti di Stalin, di una promessa di consumi, ma anche il personaggio di non poche contraddizioni.
Ne fece le spese fra gli altri Boris Pasternak, uno dei grandi della letteratura russa, che abbiamo visto accanto a Majakovskij. Il suo dottor Zhivago, che in Occidente gli era valso il Nobel, venne spietatamente condannato. Come dice un proverbio russo, una pecora marcia guasta il gregge. Noi abbiamo questa pecora marcia nella nostra società socialista e costui è Pasternak. Ma se dobbiamo paragonare Pasternak a un maiale, bene, un maiale non si comporta come lui, che ha sputato nel piatto dove mangiava. Ci volle un accorato appello di intellettuali e di amici per evitare l'espulsione dal paese di Pasternak, che morì nel maggio del 1960. Allora, da quello che si vede, sembra, tra il prima e il dopo, sembra che Khrushchev ha fatto una rivoluzione, professore, no? Ma è stata una rivoluzione compiuta o è stata una rivoluzione mancata? Le motivazioni per cui Khrushchev osa svelare i crimini di Stalin gli attribuiscono tutti i meriti che la storiografia gli riconosce, ma le conseguenze di questo coraggio vengono negate dagli anni successivi. Anzitutto con quelle rivolte in Polonia che vedono salire al potere Gomulka, ma viene subito anche lì stroncato, e poi Ungheria e Praga. Questo ci fa capire che le dichiarazioni coraggiose al congresso sono anche per zittire i nemici interni che lui aveva dentro il Politburo. Ricordiamoci che c'era un'ala radicale molto forte che lo contrastava, quindi diceva: se io rivelo i crimini di Stalin zittisco anche questa mia componente che mi avversa. Quindi Khrushchev sotto certi aspetti, quando decide le azioni di forza per stroncare quelle diciamo insurrezioni, quelle richieste di libertà nei paesi dell'est, dimostra anche un'altra cosa, che il comunismo non era comunque in grado di accogliere nessuna forma di autocorrezione interna. E questo è un ulteriore limite alla sua revisione, se vogliamo. Se da un lato si libera di un nemico, ma dall'altro lato non fa partire nessuna riconsiderazione della visione politica, possiamo dire che era mosso da qualche altro motivo, che era quello di presentare una Russia capace anche di offrire una politica estera. Bisognava terminare con una Russia che era vista e considerata un'enorme prigione sotto Stalin. Quindi Khrushchev ha questa diciamo velleità in politica estera, perché ormai la Russia si stava rapportando sempre più verso l'Occidente, verso l'America, verso l'Europa, ma non poteva più tenere quegli scheletri negli armadi che Stalin ormai gli sfuggivano da tutte le parti. Sì. E ha questo diciamo merito di avviare una cosiddetta riabilitazione, perché da quel congresso del PQS tornano più di 200-300 mila persone che erano disperse nei vari campi correttivi di lavoro o nei gulag ancora più feroci dove si moriva di inedia. Certo, ma vengono anche riabilitate, professor Raito, queste persone che sono state processate regolarmente, condannate senza aver commesso nulla, ma poi queste pretendono anche, dice, mio padre è morto, ma mio padre non era contro il partito, non era un assassino e quindi è una vittima. Sì, direi che è un fenomeno che sicuramente va in controtendenza rispetto a quella che è stata l'esperienza dello stalinismo, dove per niente insomma si partiva con queste purghe, si facevano queste condanne, si mettevano centinaia di migliaia di persone in questi campi che erano veramente dei campi di sofferenza inenarrabile. Soprattutto si mettevano persone che in realtà avevano creduto nell'ideale rivoluzionario e facevano parte di questo grande mondo del socialismo reale, del socialismo sovietico che si era poi concretizzato. Devo dire che Khrushchev sicuramente rappresenta un elemento di rottura rispetto allo stalinismo, però
è stato sottolineato bene prima, non è stato un elemento che si è spinto fino in fondo anche per quelli che erano i limiti del sistema sovietico, cioè l'incapacità di autoriformarsi, l'incapacità di guardare all'interno del mondo del socialismo reale qualsiasi fermento di innovazione e di novità ha sicuramente rappresentato un limite anche per la politica di Khrushchev, perché se la destalinizzazione è stato un grande elemento di rottura anche coraggioso, però non dimentichiamoci che il 20° congresso EPCUS, la sua relazione era a uso interno ed esclusivo di quelli che erano i rappresentanti comunisti mondiali, non doveva uscire, e la tragedia di quella relazione è stata che poi è uscita ed è finita poi tradotta soprattutto a mezzo della CIA in tutto il mondo, in cui ci si rendeva conto che gli stessi comunisti contestavano e consideravano e accusavano Stalin di crimini inenarrabili o impensabili. Questo sicuramente ha creato una grossa spaccatura, però di fronte a quell'azione di coraggio, nel momento in cui in Ungheria si colgono dei fermenti per poter cercare di innovare dall'interno il socialismo reale, ecco la repressione feroce che ha un duplice sguardo, uno, come diceva giustamente il collega prima, di politica estera, ma uno anche di politica interna. Cioè Khrushchev è stato anche costretto a mandare i carri armati a Budapest, perché se no il suo stesso gruppo dirigente gli avrebbe fatto le scarpe, non avrebbe accettato che l'Unione Sovietica non fosse stata in grado di imporsi su quei paesi satellite che rappresentavano un elemento di difesa rispetto a quello che era un mondo ancora bipolare, nonostante la distensione e i passi avanti che si erano sicuramente compiuti. Come prende il nuovo sistema, per esempio l'arte, per esempio abbiamo visto contro la letteratura dell'epoca, che è una letteratura peraltro non molto critica dello stalinismo, quindi lui che ha denunciato Stalin non accetta invece un libro il cui autore avrà poi il premio Nobel. Prego. Quindi il dottor Givago, come giustamente si vedeva nel servizio, è stato assolutamente condannato, ma anche sull'arte sono famose le immagini in cui lui contestava incredibilmente questa esposizione di opere di arte contemporanea che erano per lui soltanto spazzatura, insomma. Quindi, se vogliamo, in questo contesto mantiene ancora un rigido controllo su tutte queste affermazioni. Come si diceva appunto, perché la critica di Khrushchev è contro Stalin, ma non contro il sistema. Cioè, lui è comunque figlio di questo sistema e per esistere deve continuare con questo sistema. Ne è testimonianza appunto anche, come si diceva, il rapporto con la Cina, quando gli dice datemi la bomba, aiutatemi col nucleare. No, tranquilla, ti proteggo io. Cioè, nella mentalità, per quanto possa esserci una parvenza di apertura che era inevitabile, necessaria, perché altrimenti in uno stato ormai di polizia che si era creato con Stalin non era più sopportabile, quindi di conseguenza fa un'apertura interna, ma per fare questa apertura interna deve inevitabilmente tenere comunque, per la logica dei blocchi, controllato tutto il resto, tant'è che la famosa scena in cui lui, che secondo la leggenda, quella della scarpa, che in realtà pare sia solo il pugno, è quando lo contestano proprio perché non vengono date libertà ai paesi d'Europa orientale, allora c'è lui che interviene all'ONU. Quindi Khrushchev si concentra su questa cosa qua. La particolarità, la differenza con Stalin non solo da un punto di vista di gestione interno, ma anche dal punto di vista economico. Ecco che dal punto di vista economico la volontà di voler superare gli Stati Uniti non soltanto da un punto di vista militare, ma anche da quello economico. Nel famoso dibattito della cucina, quando si incontra con Nixon, che era in visita all'esposizione universale, che viene appunto chiamato dibattito della cucina perché avevano come sfondo un prefabbricato di una cucina, dirà che il sistema sovietico, il sistema comunista è superiore al sistema capitalistico, e quando andrà poi in America dirà: a breve anche voi americani sarete comunisti. Sì. Quindi questa era l'intenzione di... Però diciamo di tutti i dittatori, chiamiamolo così genericamente, anche se hanno sfaccettature diverse, io faccio sempre la comparazione dei comportamenti e in questo chiedo a voi un supporto.
Mussolini dichiara guerra all'America, non c'è mai stato, non sa neanche come sia, la disprezza. Hitler fa altrettanto, dice tanto che sono 4 contadini, cosa vengono a fare, no? Stalin non si preoccupa nemmeno, ma Stalin aveva un problema di sicurezza anche quando fa la riunione dei 3 grandi, Churchill, Roosevelt a Yalta, si guarda bene perché è super controllato, quindi teme sempre per la sua vita. Khrushchev va in America, questa è una novità. Non è che migliora il suo comportamento, ma sicuramente è una cosa diversa, professore. E poi cosa impara lì? Perché torna saputo, come si suol dire a Napoli, no? Khrushchev riconosce innanzitutto i limiti del proprio sistema, che economicamente non può reggere più il confronto. In America prova a misurarsi, prova a confrontarsi con il capitalismo ed è disposto anche a concedere, a cavalcare questo tipo di economia. Quindi Khrushchev sotto questo aspetto è lungimirante, pensa prossima alla conquista della Luna, anzi c'è questa sfida di poter vincerla nei confronti dell'America, ma poi si rende conto che c'è questa accelerazione sul piano tecnologico per cui l'America lo distanzia moltissimo. Tuttavia noi stiamo facendo delle riflessioni interessanti misconoscendo un aspetto. Si tende quasi sempre a scaricare la violenza, il terrore sulla figura di Stalin. Invece è storiograficamente accertato come le degenerazioni del sistema sovietico hanno origine anche da Lenin. Cioè Lenin è un altrettanto maestro del terrore, perché sterminio, carestia, liquidazione dei nemici sono strumenti messi in atto già nel 1918 e 23, per cui noi concepiamo già un ordine sociale imposto con il terrore. Lenin tenderà a giustificare che era la rabbia dei contadini verso la classe borghese o che era la liquidazione dei borghesi ancora appartenenti agli zar. Di fatto sono azioni di violenza e di eliminazione anche con le prime deportazioni di villaggi cosacchi decise da Lenin, appunto per dimostrare che ci si doveva allineare. Quindi è tutto un sistema che degenera proprio a livello teorico, i cui primi protagonisti della rivoluzione bolscevica, da Lenin, Trotsky, Kamenev e poi Stalin, che assume questo potere e non doveva, come è stato giustamente ricordato, perché è curioso, nel testamento di Lenin, che poi Stalin fa eliminare, fa sparire di punto in bianco, ma parla di Stalin come arrogante e intollerante, che è bene metterlo da parte, non è adatto a fare il segretario. Purtroppo lui Stalin si sostituisce a Lenin nelle ultime fasi in cui lui è ammalato, acquista questa personalità ancora più potente, per cui gli sarà facile poi prendere le veci, insomma. Ecco. Ma questo ci fa già capire che Lenin e Stalin sono espressioni di una violenza concepita come sistema politico. Sì, ma vorrei dire una curiosità, non so se mi seguite in questo percorso. Lenin aveva subito un attentato. Sì. Gli avevano sparato in testa. Sì. Ed era stata una sua ex compagna che non apprezzava il comportamento di Lenin, e quindi la sua morte anticipata, che poi è stata appunto generata da una emorragia cerebrale, probabilmente dipende da questo. Ma questo è una delle cose che emerge, ma che tutti hanno voluto mettere a tacere. Ma era necessario, questo vorrei uscire un attimo dall'argomento, ma comunque è collegato perché lei mi ha provocato, era necessario una rivoluzione in Russia o c'era già stata? Perché quando arriva Lenin, con il famoso treno, diciamo, arriva
a Leningrad, poi successivamente la rivoluzione c'era già, i socialisti erano già al governo, professore, giusto? Sì. La rivoluzione è, se vogliamo, una conseguenza di una implosione interna dalla stanchezza dello sforzo che la Russia stava affrontando con la prima guerra mondiale. Dopo 3 anni anche la Russia non ne può più di continuare un conflitto. Poi c'era una povertà endemica legata sempre agli zar, ai Romanov. Sono scintille che provocano il malcontento e alla fine questa rivoluzione è comunque il male minore, con tutta la violenza, rispetto a quella sofferenza che nella prima guerra mondiale i soldati russi avevano seminato ma avevano subito in vari fronti di guerra. Professor Raito, ma non serviva a qualcuno quella rivoluzione, visto che al governo c'erano i socialisti già e che lo zar era stato messo da parte? Non era stato ammazzato, saranno i bolscevici dopo a farlo, ma erano i socialisti al potere, giusto? Certo. E allora questa rivoluzione di ottobre, che sono i bolscevici che la fanno contro i socialisti, era necessaria quando già i socialisti puntavano a chiudere questo conflitto? E come fu chiuso questo conflitto da Lenin? Questo insomma evidenzia anche quelle profonde spaccature che ci sono state nel mondo socialista, che sono state specchio di chi spingeva più a fondo l'ideale rivoluzionario utilizzando anche la violenza. Non a caso parliamo di marxismo-leninismo, no? Quando parliamo di un sistema che aveva proprio adottato la violenza come formula per il raggiungimento e l'ottenimento. Le rivoluzioni si fanno sempre con la violenza. La rivoluzione francese non sono andati a tarallucce e vino, insomma. No, non è mai una cena di gala, insomma. Sì. Però ecco, non possiamo neanche dimenticare che quasi dappertutto in Europa, sul finire della guerra, cui prodest, alla chi giova? Assolutamente c'era una forza che era la Germania, che aveva interesse affinché la Russia crollasse brutalmente nell'ambito della guerra per alleggerirsi del fronte orientale. Ma c'era già una trattativa tra il governo socialista, perché gli zar non comandavano più, prima che arrivasse Lenin. Lenin arriva in aggiunta. Sì, però non dimentichiamoci Ma qual era la trattativa? Dove si era fermata? Perché anche il governo, diciamo, socialista in Russia non aveva nessuna intenzione di continuare la guerra, nessuno aveva intenzione, ma di nessuna nazione, perché era una guerra che era scappata di mano. Ecco, gli unici duri e puri erano ancora i prussiani, ma perché i prussiani erano stati allevati in una certa maniera. Ma come mai iniettano questo virus? Il virus Lenin viene iniettato in Unione Sovietica, in Russia, poi in Unione Sovietica. C'erano anche interessi territoriali su alcune aree, tipo la Polonia, che rappresentavano un elemento determinante poi di quello che sarebbe stato un futuro confine tra la Germania e la Russia. Però credo che soprattutto ci sia questa profonda ragione ideologica, secondo me, di spaccatura in un mondo della sinistra che guardava proprio alla possibilità di utilizzare la violenza per la presa del potere per instaurare un qualcosa di nuovo su scala mondiale. La crisi di tutto quello che è stato il sistema del socialismo internazionale rappresentava già un elemento di fondo non indifferente rispetto a questa biforcazione del percorso che il socialismo stava prendendo su scala internazionale. Non dimentichiamoci che il socialismo sarà uno dei grandi sconfitti dalla prima guerra mondiale, perché le posizioni che erano state prese dai partiti socialisti nei diversi paesi europei erano state molto diverse, avevano dimostrato che non c'era un fronte unico su scala internazionale. Mussolini era socialista, assolutamente, Mussolini era radici mussoliniane. Se pensiamo in quando Pasqui parla grande proletaria si è mossa, che da una parte si votano i crediti di guerra, dall'altra parte si fa una dichiarazione generica contro la guerra, cioè c'era stata una fortissima spaccatura del fronte internazionale. Ma secondo lei allora questo che funzione ha? Lenin iniettato, gli hanno fatto un treno apposta che passa tutta la Germania e il treno, e dicono i vagoni sono svizzeri, quindi è un treno che ha una extraterritorialità, non è un treno tedesco, se no sarebbe stato incolpato, no? E gli fanno fare tutto il giro finché arriva in Russia. E lì ormai erano 10 anni che non c'era più in Russia Lenin. Certo. E allora
come ha fatto a mettere in piedi tutta questa rivoluzione, essendo ormai pochi quei bolscevici all'epoca? Prego. Allora, innanzitutto Lenin non solo arriva lui, ma arriva anche con dei notevoli finanziamenti, e c'è anche da instaurare tutto un sistema di produzione diverso. Ricordiamoci che la particolarità della rivoluzione in Russia è che la Russia probabilmente era il paese meno adatto per la diffusione delle teorie marxiste, cioè se noi andiamo a rileggere il manifesto di Marx ed Engels, la società russa non era quella società pronta a una rivoluzione del proletariato e quindi dei mezzi di produzione come erano di più processati. Quella tedesca. Cosa? Lo era di più quella Lo tedesca. era di più quella tedesca. Certo. Di conseguenza lo devono allontanare dalla Germania e mandare in Russia per cambiare anche questo sistema di Ma chi produzione. è che caccia i soldi di Lenin? Chi gli fa arrivare i soldi sulle banche? Ma allora, pare la Germania, alcune parti dicono anche la Germania, insomma. Certo. La Germania li fa arrivare. Allora, la decisione viene presa da Hindenburg. L'imperatore di Prussia è un industriale. Ricordiamo che a mettere su, come abbiamo detto la volta scorsa, certo. Hitler sono stati gli industriali, tra cui molti 530 industriali americani che hanno fatto la colletta e detto finanziamo questo, no? Ecco, è Krupp si ha certezza che almeno 30 milioni di Deutschmark dell'epoca, e non è il Deutschmark che poi andrà a... ma valevano, e arrivano e gli danno i soldi perché lui... E allora questa rivoluzione d'ottobre così drammatizzata forse non c'era tanto. Tant'è che un testimone, un giornalista, uno storico che è presente quel giorno della rivoluzione d'ottobre, quando Lenin monta sul tram e dice compagno fa la bigliettaia, ma sai che c'è la rivoluzione? Dice no, non lo sapevo. E come mai? È una rivoluzione un po' inventata, oppure si è comprato generali e tutto il resto ed è riuscito a cambiare il sistema? Perché era la cosa migliore. Ma chi fa la vera rivoluzione? Non è Lenin. Lenin è un fine dicitore. Il vero è Trotsky. Prego. L'Armata Rossa. La figura di Trotsky è veramente da romanzo d'avventura. È uno dei protagonisti della rivoluzione. Che origini razziali ha Trotsky? Trotsky mi pare che sia nato Ebreo. sì. Ha come appartenenza, sì. Trotsky è effettivamente... Perché c'è un razzismo anche in Stalin? Sì, è antisemita anche Stalin, se per questo è molto. Ecco, diciamo che Trotsky assieme a Lenin sono i veri protagonisti della rivoluzione d'ottobre. Stalin arriva poco dopo, però Stalin è così bravo da attribuirsi i meriti di essere lui in prima fila. In realtà è una falsificazione che poi lui cercherà di fare anche con il ritocco delle fotografie. Trotsky interpretava il pensiero comunista. Mi scusi se lo interrompo, per i nostri telespettatori spieghi il trucco delle fotografie. Guardi, quando cancella... Sì, allora se c'è una cosa che conduceva con abilità Stalin era quello di falsificare i documenti e di modificare le fotografie. C'è una fotografia ed aveva i sosia con cui faceva i film. E aveva anche i soci appunto con cui faceva i film. C'è un discorso del 1920 su un palco improvvisato dove si vede Lenin, Trotsky e diciamo un altro stretto collaboratore, non ricordo chi fosse. Questa fotografia si vede che nelle successive stampe eliminano proprio la figura di Trotsky che era seduto su un gradino a fianco. Ecco, questo è proprio per eliminare il suo oppositore. Una seconda fotografia che Stalin modifica, ma la modifica guadagnando non pochi consenso, è quello che aveva posto
nascosto nella sua dacia, nella sua abitazione di campagna, la fotografia assieme con Lenin seduti su una panchina, quando i due assieme non sono mai stati ripresi in nessuna fotografia, ma lui era riuscito a fare un montaggio per cui alla fine, quando c'è da eleggere il successore, si presenta già con questa credibilità di essere stato l'amicone di Lenin, quando i due non... Quindi... mi fa venire un parallelo, perché Adolfo dipingeva le cartoline da giovane per campare, quando ancora non era andato al potere. Sì, gli acquarelli di Hitler sono degli schizzi sulla Vienna appunto degli anni... Interrompo un attimo perché abbiamo necessità di campare anche noi, quindi va la pubblicità e poi ci risentiamo con un altro contributo sempre di Khrushchev. Khrushchev.